sì sono stati 27, i no 17, gli astenuti 1, quindi la questione di governo e la mozione sono approvati. Qui al Consiglio regionale è stata approvata la mozione in sostanza di fiducia al Presidente Fedriga con 27 voti a favore, 17 contrari, quelli dell'opposizione, e un astenuto, quello del consigliere Pisani della Slovenska Skupnost, che appunto ha annunciato in aula la sua astensione. Questo risultato di una mozione che conclude la vicenda della crisi di maggioranza che era sorta dalle parole del ministro Ciriani di Fratelli d'Italia e che era proseguita poi con una verifica all'interno della maggioranza che regge questa regione e che aveva dato vita appunto a questa mozione firmata e preparata da tutte le forze della maggioranza che hanno votato compatte a favore della fiducia al Presidente Fedriga. Allora sentiamo che cosa ci ha detto proprio lo stesso Presidente Fedriga subito dopo la votazione in aula. Sente di uscire da questa vicenda rafforzato come azione di governo? Penso che la maggioranza sia assolutamente rafforzata, la compattezza dimostrata nella testimonianza e la voglia di proseguire altrettanto, e anche le dichiarazioni di voto di tutti i capigruppo mi sembrano che sono andate in modo chiaro in questa direzione. Prossimo passaggio, legge elettorale. No, ci sono tante cose da fare importanti, come che abbiamo ricordato nella mozione. Dopo la sinistra e il PD si sono concentrati sul terzo mandato, che non è citato nella mozione, e sulla legge elettorale, che evidentemente sta loro molto a cuore, ma in realtà nella mozione noi parliamo appunto di sanità, l'abbiamo detto prima, parliamo di infrastrutture, parliamo della paesaggistica, parliamo delle nuove province che mi auguro potranno vedere la luce molto presto rispetto alla votazione in Parlamento. E come vi dicevo, a astenersi in aula è stato il consigliere della Slovenska Skupnost Marko Pisani, che fa parte del gruppo del Partito Democratico, ma che ha spiegato ai nostri microfoni le motivazioni di questa sua astensione, che ha annunciato anche in lingua slovena, proprio nell'ottica di valorizzare il ruolo della minoranza slovena. Sentiamolo. Mi sono espresso, cioè mi sono astenuto all'elezione, alla mozione, per il fatto sull'apertura che ha fatto il Presidente per la Slovenska Skupnost, cioè per la nostra comunità nazionale presente nel Friuli Venezia Giulia, perché credo sia giusto che ci sia una rappresentanza assicurata nel Consiglio regionale che sia espressione della nostra comunità. Un po' mi appello a quanto esiste già in Slovenia per la comunità nazionale italiana, dove c'è il seggio garantito addirittura al Parlamento di Lubiana, ma anche nei vari comuni dove è presente la comunità italiana.